10 di questa mattina un violento nubifragio si è abbattuto nell'area orientale della nostra regione, a cavallo delle province di Udine e Gorizia. Lontano parente dei danni provocati dalla tromba d'aria nel veneziano. Acqua, vento e grandine si sono alternati con schiarite per tutta la mattinata e nel primo pomeriggio. Per fortuna non si registrano danni all'agricoltura e a strutture. Lavoro di routine per i vigili del fuoco, interventi dovuti a caduta di rami e foglie che hanno intasato tombini e canali scolmatori, trasformando la sede stradale in corsi d'acqua, provocando qualche disagio al traffico. Alcuni scantinati sono andati a mollo, ma come detto non sono stati segnalati danni. Una primavera, quella 2012, che porta alla luce il netto cambiamento climatico in corso dalle nostre parti. Non più le solite stagioni, ma sbalzi tipici da aree tropicali. Freddo e pioggia, poi caldo e sole si sono alternati, mettendo in luce nuvoloni neri minacciosi a schiarite limpide. Eventi alternati nel giro di pochi minuti, con distanze limitate tra loro. Domani pare che Giove pluvio rimarrà nella nostra regione, ma la domanda nasce spontanea: quando arriverà l'estate? Seconda giornata transfrontaliera per quanto riguarda la donazione del sangue, Gorizia e Nova Gorizia, un ulteriore suggello per quanto riguarda i rapporti bilaterali. Sì, infatti siamo contenti e soddisfatti di essere arrivati a questa seconda edizione, e quest'anno però è un'edizione particolare perché al contrario dello scorso anno la raccolta del sangue avverrà tramite il centro trasfusionale di Lubiana, quindi tutta l'organizzazione, tutta la parte diciamo anche strumentale è a carico della Croce Rossa Slovena e del centro trasfusionale di Lubiana. L'anno scorso c'è stata la prima edizione, grande successo, e dunque questo serve a ulteriore riconoscenza per quanto si sta facendo in questi anni. Sì, infatti il nostro obiettivo come donatori di sangue di Gorizia è proprio quello di sensibilizzare, e lo abbiamo fatto grazie anche all'aiuto della Federazione dei Medici di Medicina Generale, che quest'anno hanno organizzato insieme a noi un convegno proprio sulla promozione del dono del sangue, ed è la prima iniziativa fatta proprio a livello istituzionale. Poi ancora altra promozione con le scuole, infatti noi abbiamo fatto delle visite alle scuole elementari di Gorizia, abbiamo fatto una raccolta di disegni, infatti i bambini verranno poi premiati in piazza alle ore 12, e poi un'altra cosa molto importante: siamo riusciti ad allargare ad altri paesi europei, infatti quest'anno, ed extraeuropei, quest'anno saranno presenti anche i donatori, il centro trasfusionale proprio di Klagenfurt in Austria, e anche gli amici donatori della Croazia.